amici e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno a Max Del Papa, collegato in audio video con noi come tutti i giovedì, cosa di cui sempre e sempiternamente ti ringrazio, Max. Buona giornata, buona mattina, come stai? No, adesso, so che è una, C'è il riscaldamento, so che è una c'è il orrida riscaldamento globale. so che è una domanda oltre che scema, orrenda, però insomma te lo chiedo lo No, stesso, ma no? qui stiamo benissimo. Qua a Meno male. Porto San Giorgio succedono cose molto, molto stimolanti. Senti, Poi dopo ne parliamo. poi ce la racconti, no? Perché mi hai accennato qualcosa e mi hai stimolato la curiosità, Sì, che credo sia quella anche di chi ci ascolta, perché la curiosità nostra conta fino a un certo uccise punto. il gatto. E comunque la Camera degli Stati Uniti ordina il ritiro dalla guerra in Iran, Trump però può porre il suo veto presidenziale, 4 repubblicani si sono uniti ai democratici, risoluzione simbolica, deve passare al Senato, conta poco e niente, conta così come un item politico di giornata, diciamo così. Questa è l'apertura dell'Ansa di oggi. Poi in realtà io vorrei trasmettere in apertura una cosa che ti è venuta di getto e che quindi è difficilmente replicabile. Sì, sì. Per questo motivo mi permetto di mandarla in onda. Di getto e di rigetto. Di getto e soprattutto di rigetto, cosa che ci unisce Sì. profondamente e fraternamente sul tema. E quindi la manderei in onda anche se tu sei ospite, perché ti è venuta talmente bene, talmente di getto e di rigetto. A proposito della nauseante festa della Repubblica, sto dicendo nauseante collegato a festa, però insomma potrei estendere l'aggettivo anche al secondo sostantivo della frase, ma non mi, Insomma, non mi azzardo perché ci quale azzarderemo dopo. Repubblica? Appunto. Allora, se sei d'accordo, Max, io intanto farei partire una cosa musicale che mi è venuta in mente e poi me la commenti tu, vediamo di ricordarcela insieme. Non so se ti ricordi sto brano. Lo sento gridare per le strade della città. Tutto subito vuoi avere e tutto subito mi devi dare. Ma veramente a chi la vuoi menare? Voglio tutto subito per favore e tutto subito senza pietà. Non ho niente da perdere e tutto da guadagnare. E voglio tutto subito per favore, tutto subito e non protestare. Te la ricordi, giusto? Noi boomers. Te la Noi ricordi? boomer. A me mi è venuta in mente perché potrebbe essere un ottimo inno della nuova Repubblica, oltre che l'inno dei Maranza. Il per favore naturalmente Certo. è pleonastico perché il per favore prelude al coltello. Se non acconsenti, caccio fuori la lama, altro che per favore. Però per favore, perché sono educato, sono italiano, sono nato qui, giusto? Sono Sono integrato. integrato e quindi quel tutto subito là degli anni 70 a me mi pare che sia tornato d'attualità prepotentemente. Variazioni sul tema, diciamo così, mutatis mutandis e adeguato alle epoche, mi pare che possa essere un inno buono. Cosa dici tu? Sempre è sempiterno. Resta da capire se Finardi intendesse lo stesso allora Mm. rispetto a potenzialmente oggi. Probabilmente Cioè, con chi ce l'aveva? la coloritura ideologica era di un altro genere, si declinava diversamente, però la matrice è sempre quella. Tant'è vero che da quella parte lì, dalla sinistra, hanno detto che insomma dovete accettarli questi qui. L'ha detto uno vecchio anziano, tra l'altro, che quindi quegli anni lì li ha vissuti Dovete da digerirli. giovanotto. Quindi da sinistra la matrice è quella lì, mi sembra. Dovete accettarli, dovete digerirli. Se non l'avete digeriti adesso, li digerirete. Sarete obbligati a farlo. Tutto E beh, è subito. una minaccia. Tutto subito diventerà l'inno della nuova Repubblica. Ma a proposito di Repubblica, Max, io mando questi, sono 10 minuti, però li voglio mandare proprio perché ti sono venuti fuori veramente, oltre che di rigetto, proprio di getto, e poi riprendiamo il tema, perché a me a sto anno qui mi ha proprio nauseato sta festa della Repubblica, è andata oltre tutte le mie nausee Sai, precedenti. Allora, l'eccesso di retorica non era facile, ma facciamo questa operazione sono riuscito. straordinaria di mandare un video dell'ospite che è presente in studio, che è collegato in diretta. Fantastico. Uè, tocca, eh. Sentite un po' che bello.
Dunque, faccio questo intervento senza grande voglia, senza grande entusiasmo, ma mi brucia questa cosa. La voglio dire anche se non mi ascolterà nessuno. Cioè io ho visto questa festa della Repubblica improntata a una retorica come sempre feroce, e voglio dire che non mi riconosco in questa Repubblica, quindi tantomeno mi riconosco in questa festa. Non è una festa della Repubblica, non è una festa mia, nostra, di cittadini, perché noi non abbiamo più diritti. È una festa del potere, dei potenti, e io non voglio averci niente a che fare. Non mi riconosco in niente. Non mi riconosco in questo Mattarella che per conto mio manda l'ennesima provocazione. Non può dire che ci vogliono più migranti, più integrazione. Non lo può dire a 20 giorni da una strage jihadista che ha scatenato subito un effetto emulativo allucinante. Attentati, aggressioni, violenze incontrollate dappertutto e 3 aspiranti martiri arrestati, l'ultimo ieri ad Abbiategrasso. E mi viene a dire che ci vuole più integrazione, più immigrazione. No, io dico mai come adesso remigrazione. E se Mattarella non è d'accordo, io sono ben contento, perché io non sento di avere niente a che fare con questo presidente che semmai temo. Io ho paura di questo presidente come ho paura di questa Repubblica. E non mi rappresenta la Meloni, che manda baci, abbracci e che rivendica che cosa rivendica? Anni persi, anni sprecati, anni in cui la destra è stata subalterna alla sinistra, in cui non ha fatto assolutamente niente, in particolare sulla sicurezza. La verità è che oggi un cittadino non è più un cittadino, è un plebeo, non ha diritti, esce di casa e sa che può anche non tornarci, può essere aggredito dappertutto, per la strada, in un centro storico, da una macchina impazzita, in metropolitana, in treno, e non avrà nessun diritto. La magistratura non tutelerà lui, ma tutelerà il suo aggressore, il suo stragista, come stiamo vedendo a Modena, come vediamo ogni minuto di ogni giorno dappertutto. Che cosa rivendica la Meloni? Un ministro di sicurezza che fa acqua da tutte le parti e che dice no, lo stragista di Modena è un depresso, un disadattato, lo aiuteremo. Che cosa rivendica? E non mi riconosco in questa sinistra che non ha nessun titolo per rivendicare una festa della Repubblica. Quale Repubblica? Italiana o islamica? Perché la sinistra con tutta evidenza non lo nega, lo rivendica. Vuole imporlo un cambiamento da Repubblica Italiana a Repubblica Islamica. Come ha detto Bersani, se non l'avete digerito lo digerirete con tutto quello che ne viene. La sinistra non ha un refolo d'attenzione neppure finta, neppure di facciata per gli italiani che sono alla mercé, sono totalmente allo sbando. Non sanno difendersi, non possono difendersi, non hanno voglia di difendersi. La verità è che questa è una Repubblica che in 80 anni ha tradito tutte le sue promesse, tutte le sue premesse. Non esiste più, non c'è più. Non è una Repubblica. Non c'è uno Stato sociale, non c'è uno Stato civile. Mattarella non può venire a dire che la Costituzione è la nostra casa comune. La Costituzione sarà la sua casa comune, sarà la casa comune del potere, delle istituzioni, dei parlamentari, nessuno dei quali mi rappresenta. Ma la Costituzione è stata messa da parte ogni volta, è stata messa da parte sotto pandemia, al grido non si invochi la libertà. La Costituzione non è casa comune, la Costituzione semmai è una gabbia nella quale rinchiuderci. Nessuna difesa,
nessuna rappresentatività, nessuna festa. Questa Repubblica non c'è più e non tornerà. E di questo stato di cose sono più o meno tutti responsabili. Certo non sono in Italia, certo è una situazione occidentale. Abbiamo visto quel povero ragazzo in Inghilterra, ucciso da un indiano Sikh, ma soprattutto ucciso da 4 poliziotti, 3 dei quali donne, che nel nome del politicamente corretto o di un cinismo criminale lo prendevano in giro mentre sanguinava, mentre si dissanguava, mentre chiedeva aiuto. Lo prendevano in giro. Sto morendo, mi ha accoltellato, io non ti credo. E lo ammanettavano dietro la schiena, già agonizzante. Io credo che questo sia uno degli abomini più grandi, almeno degli ultimi 100 anni. È una cosa spaventosa, è una cosa nazista. Ma i telegiornali l'hanno sbrigata in 2 parole, sempre in quella maniera omertosa. Un uomo aggredito da un altro uomo, non hanno detto niente delle circostanze e vedrete se domani i giornali faranno qualcosa di meglio. Non abbiamo più un'informazione in questa Repubblica. Non c'è. C'è solamente una propaganda che su tutto mente, sapendo di mentire, non preoccupandosi di mentire perché mente per il potere, e a misura che la menzogna è palese ed è enorme, si ottiene la proporzione di un potere totalitario che dice la verità è quella che impongo io. La verità è falsa. La verità non esiste, ma la impongo io. Questo è totalitarismo. Noi veniamo da uno stato concentrazionario, uno stato repressivo, uno stato dove le vittime di intrugli di questi anni, io ne so qualcosa, sono state sprezzate dalle istituzioni, dai politici, dalla magistratura, non ottengono giustizia, non ottengono risarcimento, non ottengono attenzione. Noi abbiamo un ministro, vicepresidente del Consiglio, che rivendica sue inesistenti origini islamiche, ma pur di rivendicarle, si definisce in pratica un legittimo discendente del Solimano. Perché? Che cos'è questo se non un messaggio preciso? Questa non è la Repubblica Italiana. E questa retorica di presidenti, di primi ministri, di politici, di potenti, di fantaccini, di aerei e di bandiere sbrindellate non può, almeno io parlo per me, non può rappresentarmi. Io ho paura di questo Stato, ho paura di questa Repubblica, ho paura di questi politici, ho paura di questo presidente. Li giudico capaci di qualsiasi cosa, li giudico capaci di colpirmi da qualunque parte, alla stessa maniera in cui so che mi possono colpire in qualunque momento, luogo e circostanza questi islamisti di conquista, che sono stati agevolati e vengono agevolati oggi, ancora oggi, più che mai, ogni giorno che passa, da questo sistema, da questa Repubblica, da questo Stato, questa Repubblica che festeggia. Cosa c'è da festeggiare? Questi festeggiamenti menzogneri, cinici, sono grotteschi, sono da nuovi mostri, sono qualche cosa che calpesta la nostra dignità e la nostra essenza di cittadini. Noi non abbiamo più niente. Noi siamo vittime lasciate a noi stesse, non siamo protetti, non siamo tutelati, non abbiamo nessuna sicurezza, non abbiamo nessuna difesa, non abbiamo nessuna rappresentatività, non abbiamo nessuna prospettiva. Lo sappiamo, non abbiamo nessun futuro e quindi non abbiamo nessuna festa. La festa l'hanno fatta a noi. La Repubblica festeggia, ma è una festa di pupazzi macabri. La Repubblica festeggia, ma la Repubblica non esiste più.
Max, Vabbè. allora tu l'hai detta di getto questa cosa qua, ma io non Ecco. c'ho dentro almeno 30 argomenti di cui potremmo parlare oggi, perché più argomentata, precisa, lucida di così non poteva Ma venirti. insomma, Se è venuta di getto è venuta una cosa veramente sì, è che nasce da venuta dentro. male, no, nel senso che devo precisare qualcosa. Vedi che questa sì, è tutta improvvisata, è zoppicante, ci sono degli errori. L'indiano Sikh lo chiamo Suk, sa cosa mi è Vabbè, venuto in ma la testa? sostanza quella è, E, capito? Mm. sì, è in bassa fedeltà. A me le cose in bassa fedeltà piacciono perché mi considero un punk anche in quello che scrivo e che faccio. Però non era. Questa è stata data da una frustrazione perché io attualmente ho il telefono rotto, va a carbonella, non tiene più il discorso lungo, non tiene più la connessione. Io ho provato a registrare prima perché ero molto arrabbiato anch'io dopo tutta quella retorica, la Mm. Cortellesi. Provo a registrare, registro questo intervento, però non mi riusciva di condividerlo, non riuscivo a metterlo sul mio canale YouTube. E allora, ancora più incazzato, dopo 2 o 3 tentativi, ho buttato via il video registrato e ho detto, sai che c'è, prendo il computer e lo faccio in diretta. E così è venuto come è venuto. E naturalmente, e logicamente, appena poi lo fai, ti rendi conto che dovresti rifarlo, nel senso che io lì parlo di Tajani che si definisce Tajani, il Saraceno, il Saladino, il Solimano. Sì. Beh, oggi dovremmo intervenire, lo faccio qua, su questo scandalo di questo terrorista di Hamas chiamato da Tajani, dalla Farnesina, in Italia, insieme ad altre 40 altre centinaia di presunti studenti di Gaza. Questo doveva studiare alla Sapienza. Questo era terrorista, partecipato al 7 ottobre. E poi se lo vedi in faccia, sto Mahmoud al-Najjar, non so se si chiama Tajani o al-Najjar, Lo ha arrestato ma tu lo vedi Israele, che Israele lo ha arrestato. l'ha firmato Israele al valico di Kerem Shalom. Ma insomma, questo qui tu lo vedi, c'ha la mia età, c'ha la panza, ma quale ingegnere, quale ricercatore? Studente. Lo vedi subito. Lo studente di 60 anni. Ma quanti ce n'hanno rimessi dentro? Come se non bastassero quelli che ci abbiamo già radicalizzati, gli svitati, gli aspiranti martiri e quello che sta, dove sta? No, Abbiate Grasso, No, dove attenzione perché sta? noi ci siamo pure vantati, noi, il governo, i governanti, chi governa transitoriamente si è pure vantato di aver Ma introdotto molto. corridoi umanitari efficacissimi da Gaza. Corridoi umanitari, sì. Mm. Cioè, ha fatto una strage 20 giorni fa, altri 3 aspiranti martiri, una serie è sfuggita di mano la situazione, violenze di matrice islamista dappertutto, e questi chiamano dentro gli studenti da Gaza, se ne vantano, e questo è il terrorista. Allora dico, ma Tajani può fare il ministro ancora? Poi, perdonami, io Per chi gioca questo qua? Io sarò, E non l'ho potuto dire nel video. tra le altre cose, io sarò malpensante, sarò scemo, sarò brutale, tutto quello che vuoi, ma anche senza arrivare al terrorismo, io non credo che sia un'importazione proficua, quella dei cosiddetti studenti da Gaza. Solo da un punto di vista culturale in senso lato. Non credo che funzioni come arricchimento della nostra società. Come no, lo vedi? Qua si torna alla canzone di Finardi. Appunto. Tutto e subito, che peraltro è un paraculo perché era bravo, era bella, però l'intro era copiata da Jumping Jack Flash dei Rolling Stones, con quegli accordi ribattuti così. Però Vabbè. Finardi ha fatto un disco l'anno scorso molto bello, a 70 anni. Ne avessimo oggi di copiatori così, che sapevano suonare. Ha fatto un disco molto bello dove lui dice, anche lì c'è una resa, parlando di quelli che oggi vengono censurati perché non dicono che gli ebrei devono essere impiccati tutti per i piedi e Gaza, eccetera. Ha fatto un disco dove dice sì, io sono cresciuto in certi valori, non li posso abbandonare alla fine della vita, però questi valori mi hanno deluso, però ho capito che la vita non è uno slogan, è molto più complicata e contraddittoria di così. Cioè quei valori lì servivano anche a inzupparci nella violenza più stupida. È una cosa, meglio tardi che mai, però insomma, fatta come la sa fare lui, con delle belle musiche, con dei testi magari un po' non così lirici, ma sinceri. Un bel disco quello che ha fatto Finardi, si chiama Tutto. Sì. Chiude un po' il cerchio. Però insomma, per chi gioca sto Tajani, questo governo?
che non ne avessimo abbastanza, ti importa pure dei terroristi, e non era difficile, perché io quando ho sentito questo che si vantava, facciamo venire gli studenti da Gaza, e dicevo quanti ne piglia di questi qua? E difatti c'è voluto Israele però, perché se no questo che veniva a fare qua? Dove la metteva una strage? Alla Sapienza? Ma dico, ma come si fa? Quell'altro che viene a dire l'immigrazione non è un problema. Allora, io qua sto a No, Porto San a me mi ha Giorgio. colpito molto. Poi parliamo di Porto San Giorgio perché si lega direttamente a questa questione. Allora, come ti dicevo, ti dico sinceramente da ascoltatore, dentro ci sono 30 argomenti di cui potremmo parlare nel tuo chiamiamolo editoriale, sfogo, chiamalo come vuoi, luce, Sfogo. analisi. Insomma, è uno sfogo che però è un'analisi, non è uno sfogo. Anale. No, non è uno sfogo buttato là. È uno sfogo che è analitico, perché io dentro ci ho trovato tanti temi, tanti argomenti, ma mi hanno colpito alcune parole che tu hai ripetuto, anche come la paura, no? Ma non la paura di uno che ha paura e si nasconde, ma la paura di uno che mi fa paura perché tu li definisci questi i pupazzi macabri, che è un'altra definizione che ho trovato estremamente efficace, ma sono pupazzi macabri che fanno paura. Perché Per me sì. ragionano come quello là che dice non l'avete digerita adesso ma la digerirete comunque, quindi vi aspetta qualcosa che noi abbiamo deciso sopra di voi, schiacciando Sì, voi, sì. fottendocene di Sì, voi e imponendovi delle cose, e questo fa paura oggettivamente. sì, Pasolini li chiamava facce ghignolesche del potere, già nel 75 con gli scritti corsari. Insomma, sì, fanno paura perché te ne impongono, non c'è nessun controllo. E a questo punto non è più questione solo di grandi casini di Milano, di Roma o della provincia, di Firenze, di Bologna, di Modena. Cioè, io abito in un posto di 15.000 persone. La giunta di prima Ti posso fermare un attimo solo, Max, perché ricordo il numero, perché vedo che la gente sta commentando via WhatsApp numerosamente, che avverbio stupido. Comunque tanti messaggi, questo volevo dire, al 340 6709 659. Potete scrivere, potete mandare perché ci sta messaggi. ascoltando anche il marchese di Pombal, Addirittura, oggi, questo mi che induce. invitiamo a chiamare, che Questo invitiamo a mi telefonare. induce ad avere una certa quale emozione. Quindi anche al Ecco. marchese di Pombal io ricordo che può intervenire ed è graditissimo, anzi avrà una prevalenza rispetto agli altri. Mi spiace, ma questo lo decido io perché chi comandi mi. 340 6709 659. Poi apriremo le linee anche allo 02 92 94 7222. Marcatevelo giù. 02 92 94 7222. Ci sono tanti messaggi, dicevo, il tuo editoriale, quello che hai detto in quei 10 minuti che abbiamo mandato, ha colpito molto. Ha colpito me per primo, naturalmente, quindi non mi meraviglia che abbia colpito molti ascoltatori che hanno voglia di confrontarsi sui tanti argomenti che hai messo in fila, compreso quello dell'informazione barra propaganda, che è supporto ormai sempre Sì. più chiaramente al potere totalitario, come lo hai definito tu. La verità è falsa, ma ve la imponiamo noi. E ce ne freghiamo del fatto che voi possiate pensare che la verità è un'altra, che le cose stanno No, anzi, diversamente anzi. e che la vostra vita è diversa da quella che vi raccontiamo noi. Perché qua siamo arrivati al punto che questi ti raccontano com'è la tua vita a prescindere da quello che tu vedi intorno a te e te lo impongono, quel modello e quella visione lì. A questo proposito, io vorrei che tu ci raccontassi quello che appunto riguarda anche la tua città, Porto San Giorgio, no? Che succede lì? Qui c'era, prima di questo, ci fu una giunta di sinistra, fecero arrivare degli africani, li misero in un paio di ville, ma belle ville del centro, che era di proprietà del comune, o nella gestione del comune. Li hanno dovuti rimandare via perché hanno devastato tutto. L'apporto più significativo di questi qua era quando si stravaccavano sulle panchine completamente fatti. E questo era il meglio che ci si poteva aspettare. C'era in particolare un'assessora, girava sempre scortata da sti qua. Se tu vedevi sta cosa strana, questa qui, oddio, bianca, il bianco che adesso in Inghilterra appena vedono un bianco lo fanno quello. E intorno c'aveva, te guardi del corpo tutte black, tutte Africa. Era diventata una cosa un po'. Allora, l'hanno dovuto rimandare indietro per disperazione. Ieri Porto San Giorgio, 15.000 persone, un sacco di problemi, un commercio finito,
No, tra l'altro, un perdonami, turismo che stenta. Tu lo perdonami, conosci? Max, perdonami, apro una parentesi. Tu hai scritto su questo un pezzo meraviglioso a proposito di un piccolo bar che ha chiuso in una Sì, foresta di chiusure. In una foresta di chiusure. sì, Mm, sì, mm. sì. Lo dico a Qui è un beneficio di chi ci paese ascolta, no? Trovate i sul mio link sul mio Substack, sul tuo sì. Substack, trovate tutti i link anche sul post nella pagina Facebook di Radio Libertà. Comunque lo trovate facilmente sul Substack e soprattutto ricordo anche il sito di Nicola Porro e il Giornale d'Italia. Così date uno sguardo anche a un altro bellissimo articolo e chiudo subito la parentesi, però mi è piaciuto molto, su cosa rimane della Repubblica a 80 anni dalla fondazione. Fai Mm. un piccolo, velocissimo ma efficacissimo excursus sugli 80 anni appunto della Repubblica, su Il Giornale d'Italia in questo caso. Chiudo parentesi, torniamo a Porto San Giorgio. Sì, è qua che è un posto 15.000 persone, 6 chilometri di estensione. Siamo a Fermo, In nelle 15 Marche, anni, per chi non lo sapesse. Siamo a sì, tu lo Fermo, sul mare. conosci, sul mare, tu lo conosci, in 15 anni sono andati persi 4 negozi su 10, restano 400 negozi per 15.000 persone, viali che sono completamente scanditi dalle saracinesche morte. Beh, questo è il primo Sì, paese, e parlo di però villaggio. prezzi degli immobili assolutamente folli. Sì, perché ci sono delle finanziarie da fuori Qualcuno con una ricicla. droga, sì, e il comune lo sa. Questo posto, che è un villaggio, non è una metropoli, è ufficialmente il primo posto dove un gruppo di Maranza ha minacciato apertamente di morte il sindaco. Sappiamo chi sei, veniamo a prenderti, te e la tua famiglia, ti squartiamo. La cosa simpatica è che questo è avvenuto alla presenza della polizia. Ma quando? Questo è successo poche ore fa, ieri. Poche ore dopo gli stessi Maranza hanno aggredito è proprio uno. fresca la cosa. Non l'avevo capita così io. È proprio un episodio di ieri. Di ieri, poche ore dopo, gli stessi, Cioè, davanti alla questi chi sono? stazione, Scusami, chi sono costoro? sono un gruppo di Maranza che sabato sera hanno cercato di smodellarsi sul lungomare, come fanno sempre. E subito dopo hanno minacciato il sindaco, perché siccome questi sfasciano, rubano nei stabilimenti balneari, adesso c'è la riapertura della stagione, vanno a razziare nei supermercati, molestano le donne, rapinano, spacciano, poi ti dico da dove vengono, coi cani feroci. Il sindaco, che secondo me per anni, questo è un fuoriuscito dall'estrema sinistra, guida una lista civica, secondo me per anni, per 4 anni, 5 anni, ha sottovalutato il problema perché c'era. Adesso si è messo, ci sono le elezioni, lui si fa vedere con la polizia quando la polizia fa i controlli, e questi non l'hanno presa bene, gli hanno detto ti facciamo la gola, te, la tua famiglia, sappiamo dove stai, e questo che deve dire? Non mi farò intimidire, queste cazzate qua. Però è il primo posto dove un gruppo di Maranza minaccia di morte il sindaco alla presenza della polizia. Primo posto in Italia, non so anche se in Europa. Cioè, ovviamente... Dopodiché gli stessi hanno preso a bottigliate un povero Cristo che passava nel centro davanti alla stazioncina dei treni e se ne sono andati. Aspetta un attimo, perché abbiamo la pausa delle 10:30, ma io vorrei ripartire proprio esattamente da dove sei arrivato, perché ho qualche domanda pure da farti. Tra poco, 1 minuto, 2. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Se volete prenotare il nostro olio tramite il sito, vi ricordo olioacerbis.com. Lì entrate e vedete la nostra azienda, ma trovate anche nella sezione cosmetica la nostra linea La Bava di Lumaca Rimas. Sono già tantissimi anni, più di 18 anni, che le nostre amiche, in modo particolare in questo periodo, ordinano la nostra crema La Bava di Lumaca. Attenti alle parole, attenti, eudermica e certificata da BioCert Italia come crema biologica. A cosa serve la crema La Bava di Lumaca Rimas della Acerbis? Combatte le rughe, scottature, psoriasi, dermatiti, cuperose
elasticità della pelle, idratazione, scottature, insomma una crema a 360 gradi. Ma ricordo, crema biologica, l'offerta, siamo in raccolta negli allevamenti convenzionati in questi giorni perché poi le chiocciole vanno a dormire. Attenti perché è una cosa davvero fuori di testa. Una crema alla bava di lumache biologiche o dermica Rimas 35 euro, trasporto gratuito, ma 3 Rimas, 3 non hanno scadenza, siete a posto fino a settembre, 79 euro. Chiamate 030 68 40 408, produzione limitata, oppure olioacerbis.com, sezione cosmetica. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Allora, rieccoci in onda. Intanto stava guardando il nostro regista Simone e io, stavamo guardando su internet, su Google, googlando le notizie che ci hai dato tu, e vedo su Porto San Giorgio Today, ma anche altrove, qualche brandello di quello che ci stavi raccontando. Fermati tre componenti della banda dei Maranza, caccia al quarto giovane. Ancora tensione in città, rissa tra un padre e il gruppo di Maranza nei pressi della stazione. Io ti volevo chiedere, ma questi qui intanto sono chiaramente conosciuti, noti, identificabili. Tutti, li conosciamo tutti. Punto primo. Punto secondo, cos'è che vogliono? Banda dei Maranza. Cos'è che pretendono dal sindaco? Punto terzo, polizia e magistratura? Allora, questi qua sono, chiamarli banda è un po' così, sono dei ragazzotti che fanno da anni quello che vogliono e vogliono continuare a fare quello che vogliono, e lo fanno in parte così perché sono dei fannulloni che hanno capito che gli conviene, in parte perché hanno un'attitudine criminale maturata dove sono nati e cresciuti, cioè qua, e in parte perché tutto questo atteggiamento di teppismo e di delinquenza a prato basso in realtà serve a marcare il territorio. È islamico anche questo. Questi quando fanno questi atti violenti si filmano, si mettono in rete e subito perché hanno vengono minacciato di rivendicati. squartare il sindaco e la famiglia? Perché è una dimostrazione di potere, perché è un marcare il territorio, perché sono stati lasciati indisturbati fino adesso, quindi non gradiscono adesso che considerano un tradimento che la polizia cominci a occuparsi di loro. Ma fa ridere dire la banda dei Maranza, sappiamo tutti chi sono. Questi sono cresciuti a Lido Tre Archi. Lido Tre Archi è un posto a 5 chilometri da qua, è un ricettacolo di tutte le etnie, di quelle che non devono preoccupare secondo Mattarella. È un posto dove tutte le notti scorre il sangue, ci sono state un'infinità di delitti, di morti, bande, quelle sì col macete negli androni dei palazzi, scritte sui muri giustizia per Osama, sbirri bastardi, non un posto di polizia perché nessuno si fida, se entri è facile che non esci specie di notte. Questi sono nati lì, sono italiani di nuova generazione, sono cresciuti. Quando sono cresciuti non gli bastava più stare lì in quell'inferno, si sono messi in affari, cioè hanno preso le macchine senza patente, hanno preso i monopattini, hanno preso le moto, hanno preso i cani feroci e si sono diversificati. A nord del paese confinante di Porto Sant'Elpidio e a sud di quello di Porto San Giorgio. Arrivano, spacciano, fanno razzie, devastano, presidiano la stazione di Porto San Giorgio, sai qua la gente in provincia hanno un po' tutti la frustrazione, la megalomania, no? Che noi siamo da meno di Milano, qui non si vive più, ma è una stazione di 3 binari, non c'è niente. E non è però questi la presidiano. A me è capitato di vederli incazzato nero perché molestavano le donne e ho fatto per andare a pigliarli. E questi, sai, ti fanno i gesti, ti mandano a fanculo, però se ne vanno. Perché quando vedono uno che ha la faccia brutta, vado da quella dello sportello, dico, ma cazzo, ma non li vedete questi? Che stanno a fare? Questa faceva finta di non ascoltarmi, di non sentirmi. Faceva finta di non sentirmi, si è chiusa dentro. La polizia non è stata mandata. Cioè sono cose che da anni vedo e denuncio, però sai, se le denuncio io,
la mentalità, questi dicono: ma chi è questo? Che vuole? Questo milanese, torni a Milano, qui stiamo bene così. Sei 30 anni, Cioè, 40 anni, la 50 anni che sei lì. magistratura, la Vabbè. polizia, però c'è anche la gente, c'è tutto un complesso, per cui non si vuol vedere fino all'ultimo. Qui c'è un comitato per la sicurezza, fa ridere. Comitato della sicurezza che dice: questo è il paese più bello del mondo. Mi sembra c'era un raccontino di Paolo Villaggio in un libro, che lui ovunque va trova questi qua che dicono: questo è il paese più bello del mondo. Lei non è d'accordo con noi? Sì, sì, chi ha detto niente, eccetera, eccetera. Sì. C'è il campanilismo. Sì. Dopodiché adesso va di moda il Maranza, non si vive più, ma sono 4 scemi, basterebbe poco per disperderli, o io preferisco un altro termine, per schiacciarli, per annientarli. Ma non lo si vuol fare, non lo si può fare. La gente dice: hanno votato no al referendum, adesso di che ci lamentiamo? È vero, però non è tutta la verità, perché qui finché si può non si guarda, non si vede. C'entra ben poco il E questo è referendum. il primo posto dove il sindaco davanti alla polizia ti tagliamo la gola. Benissimo. E hanno anche menato selvaggiamente uno alla stazione. Sì, l'hanno preso a bottigliate. Perché? Cos'è successo? Si sa. Ma non so di preciso, perché la polizia è arrivata dopo 20 minuti e erano rimasti solo i vecchi. Perché il solito discorso, evidentemente questi stavano lì, facevano casino. Questo era uno con un furgone, si è incazzato, gli avrà detto qualcosa e questi hanno cercato di farlo fuori, l'hanno preso a bottigliate. Però a me fa ridere quando sento dire la banda dei Maranza si cerca il quarto. Ma cosa si cerca? Andate a Lido Tre Archi che sta lì. Sì. Però sai, anche lì ci vanno e non ci vanno, perché lì ci sono i cani feroci, ci sono quelli coi macete. Lì è dove il Dipré, sai, il pornome, Sì, il cretino, scusa. voleva partire da Lido Tre Archi per fare una grande ferma a un grande postribolo a cielo aperto. Bello. C'è già il postribolo. Bellissimo. Ci sono tutte le formazioni di prostituzione, di spaccio e di islamismo possibili e immaginabili, tutte concentrate lì. Questo doveva venire a pigliare le consegne, è arrivato un attimo dopo e allora se n'è tornato. E voleva partire da lì. Senti, Non andarsene a cercare lì. Max, ti devo dar conto dei messaggi perché sono veramente tanti e non voglio trascurarli e essere scortese con chi li ha mandati. Per cui comincio con i messaggi arrivati al 340 67 09 659. Grande, grande, grande del Papa, scrive un ascoltatore. Siamo con te e basta con i leccaculo seriali. Rosa da Crema pure ci manda un messaggio di Ma no, apprezzamento. sono tutti coraggiosi, formazione a schiena dritta come quella del Fatto. Un'altra ascoltatrice, Edda, ci manda un altro messaggio. Sono totalmente d'accordo con Max. Una festa di carnevale finita alle 12 in punto, spaccato il secondo per fiondarsi sull'auto storica del Biancone per andare a mettere i piedi sotto il tavolo a Magnà, serviti da camerieri in guanti bianchi. Una carnevalata da schifo. Sai quanta gente la pensa come te, Max? Tanta. Purtroppo siamo minoranza. L'altra parte dorme ancora e chissà se si sveglierà prima o poi. Condividerò la trasmissione su Facebook, scrive Edda. Poi abbiamo un intervento. Così la bloccano. Un intervento audio, sentiamolo. Buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Allora io penso che uno dei disastri che sono stati combinati ancora all'inizio con l'immigrazione sia stato quello di tollerare troppo quelle che erano le loro infrazioni, le loro mancanze e il loro non rispetto delle nostre leggi. Io l'ho sempre detto anche a questa radio: se tu sei uno straniero e vieni nel mio paese, tu le rispetti tutte le regole, a partire anche da quelle più semplici. Tu l'affitto lo paghi, tu la scuola la paghi, tu paghi le multe, tu paghi l'assicurazione, tu devi essere un cittadino modello se vuoi rimanere qui. Ci vorrebbe una legislazione semplice. Tu alla prima infrazione, tu non paghi i tuoi debiti, tu vai via, vai al tuo paese, prendi famiglia e figli, vai via. Se questo fosse stato fatto dall'inizio non saremmo arrivati a questo, perché le seconde generazioni di cosa si sono alimentate? Si sono alimentate della nostra troppa tolleranza. Hanno visto che qui comunque tu fai quello che vuoi, spacchi le vetrine, spacchi le macchine, spacchi i finestrini, litighi e non ti succede mai niente. E allora finisce che tu prendi corpo, se sei un delinquente, dici: oh, io mi allargo, tanto qui posso fare tutto quello che voglio. E niente, bastava poco, bastava cominciare a mettere delle leggi severe anche sul piccolo e poi il grosso non sarebbe riuscito a emergere. Vi saluto. Sono ineccepibilmente d'accordo con Fabrizio.
Peraltro, Io no, perché il lassismo era deliberato, ecco. non è che era sfuggito di No, mano, no, cioè certo. doveva No, non è sfuggito. doveva essere così, perché l'ha detto Bersani, no? Ve ne dovete Sì. fare una ragione. Cioè era fatto perché c'è tutto un giro di soldi spaventoso, poi qua, no? Questi sono mafie, questi dei Maranza, cioè, sono cresciuti sul nazismo organizzato, sono mafie, pure se. Mattarella è incredibile, lui che ha avuto un fratello ammazzato dalla mafia, non può venire a dire che non è un problema questo, queste sono formazioni mafiose, infatti sono tutte attive nei racket della droga, della prostituzione. E come si fa a dire no, non c'è nessun problema? Sono mafie e queste mafie adesso stanno in tutto il paese, strangolano tutto il paese e per la prima volta Ma noi guarda, abbiamo questo primato. allora io da cittadino, Sindaco da minacciato. cittadino senza casacche né niente, guardando e guardandomi intorno soprattutto, sto notando che soprattutto questa degrado bestiale ha avuto un'accelerazione fantastica negli ultimi 4-5 anni. Ed è coinciso con un governo che sarebbe dovuto essere legge e ordine. È un paradosso bestiale, terribile. Purtroppo sì. No, adesso senza voler puntare Sì, il dito, perché no, ma è un fatto, però è un dato ragazzi di è un dato fatto. di fatto. Qua in 5 anni siamo andati giù a precipizio peggio che nei 15 precedenti, cioè una Sì. roba E bestiale. negli ultimi 20 giorni c'è stato proprio il vaso di Pandora, cosa che avevamo detto, cioè la strage di Modena è un innesco, è una prova generale e difatti il governo reagisce importando terroristi del 7 ottobre, facendoli passare per studenti di Gaza. È stato un innesco. E poi c'è Antonello da Seregno che scrive: faremo la fine del Libano, ed è molto sintetico. Bravissimo del Papa Antonio, ma sarebbe meglio se dedicasse a criticare quello che combina la sinistra italiana. Invece un'ora di sole critiche ai partiti di governo, sembra di ascoltare Radio Popolare. Allora Antonio, te forse l'avevi già fatto sto paragone, l'avevi già scritto, anzi sono preciso, il 15 di aprile avevi scritto la stessa cosa. Per cui se a te ti va di vederla così, continua a vederla così, io non so cosa farci. Ovviamente noi non siamo né di sinistra né di Radio Popolare, ma io mi sento perfino scemo a dovertelo spiegare. Però siccome tu c'hai quella roba lì, e non so se sei in buona fede, credo che tu non sia Ma le neanche in colpe buona della fede. sinistra le si danno anche per scontate in un certo senso. A me mi dicono che sono una carogna per quanto gliene do addosso. Guarda, mi Questi vergogno. però sono dei provocatori. No, ma mi vergogno di dover con la rispondere testa, perché ho idea che non sia neanche in buona fede questo appunto. signor Antonio, se si chiama Antonio. Per cui vedila un po' come ti pare, che a me mi interessa poco e credo anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici normali. 24 secondi di audiomessaggio. Io non conosco questo signore che hanno arrestato in Israele, però mi risulta che prima di dare del terrorista a una persona bisogna fare un processo, perché altrimenti un giorno verranno lì a Radio Padania, sempre gli israeliani, a dire che il dottor Kainarca è un terrorista e lo sbattiamo in galera senza processo. No, va bene così. A volte mi domando se usate il culo o il cervello per pensare. Carissimo amico, che anche a te ti conosco da una vita e so come la va a pensi. cagare. Ecco, allora, Max ha detto la sua, io ti dico la mia. Non ho nessun timore di quelli Questo che è un paventi tu. antisemita, questo qui. Ma guarda un po'. Veramente forse, che un terrorista forse. È dimostrato, è emerso. Stava nel 7 ottobre proprio. Appunto. Vabbè, No, vabbè, ma ci poi sono questi qua. ma noi passiamo tutto, tra l'altro io gli audio non li sento prima perché arrivano in diretta. Fabio da Udine, buondì caro Max, hai avuto il coraggio di mettere in luce l'amara realtà. Nel frattempo, se chi vuole intervenire lo vuole, se c'è qualcuno che vuole intervenire, le linee le apriamo 02 92 94 7222. Intanto continuo con gli SMS. Ce n'è ancora qualcuno oltre ad altri di apprezzamento che ringrazio e saluto tutti. Comunque Fabio da Udine scrive: hai avuto il coraggio di mettere in luce l'amara realtà, il disfacimento di un sogno infranto che noi sessantenni conosciamo e che è svanito purtroppo e soprattutto per nostra dabbenaggine. Io mi sento, scrive Fabio, maledettamente in colpa per quello che avrei potuto fare e che non ho mai fatto. Così Fabio da Udine. Gigi, buongiorno, ho scoperto da poco il signor Max del Papa grazie alla vostra radio. Ho pianto di rabbia sentendo il suo discorso perché collima in tutto e per tutto col mio sentire, ascoltando e vedendo la festa della Repubblica delle Banane. Faccio i miei migliori auguri a Max per la salute anche dopo aver letto il suo libro Schiavi, da leggere tutti. Un grosso augurio per la sua salute. C'è anche il libro Pandemonium, il link è sempre nel post sulla nostra pagina Facebook, su Radio Libertà. Hai qualcosa da aggiungere, Max?
No, beh, se effettivamente questo video è arrivato, allora io vi do appuntamento sul mio canale YouTube, perché naturalmente finché posso ci torno su queste cose. Adesso col telefono traballante e tutto cercherò di fare delle dirette, però vorrei ancora parlare di queste cose e quindi ci saranno dei nuovi interventi. Io ho il mio canale, umile canale YouTube, e siamo lì. Canale YouTube, substack.com, sempre di Max Del Papa, e il sito di nicolaporro.it, il giornale d'Italia.it. Così diamo tutti i riferimenti per chi dovesse essere, come questo ascoltatore, una persona che ti conosce da poco. Ecco, cosa rimane della Repubblica a 80 anni dalla fondazione? Questo articolo l'hai scritto proprio l'1 giugno, il giorno prima della festa ufficiale, sul giornale d'Italia.it, giusto appunto. Hai fatto un volo veramente rapido su 80 anni di storia repubblicana. Cosa rimane? C'è da gustare anche la parte storica, no? Perché a un certo punto tu hai messo in luce come questa Repubblica nasce su un patto di non belligeranza fra Democrazia Cristiana e Partito Comunista, no? Di fatto. Però questo patto di non belligeranza permette anche alle forze produttive di questo paese, per un breve periodo, di essere efficacemente accompagnate verso il progresso, no? e di permettere il progresso. Tu ricordi anche i libri e i reportage di Giorgio Bocca a questo proposito, per capire cosa fosse quell'Italia lì, l'Italia che tu definisci effervescente, instancabile e perfino demenziale nelle sue contraddizioni. Un'Italia che rinasce coi soldi del piano Marshall, certo, ma spesi bene, al netto delle inevitabili corruttele. Però quel periodo là, alla fine, non è durato molto, no? No, è durato una quindicina d'anni. Ma sai perché? Perché lo Stato, che stava impegnandosi a ricostruirsi, più che ricostruire, a un certo punto lascia, e lì lascia a mani libere alle forze produttive, agli industriali, agli imprenditori, i quali naturalmente mettono in atto anche delle ingiustizie, degli sfruttamenti, però delle violazioni. Però il paese galoppa, lo Stato lì, e lì c'è un altro patteggiamento tra la DC e i comunisti, cioè gli dicono anche il comunismo e il capitalismo in salsa comunista dell'Emilia Romagna, no? Della Toscana. Praticamente loro gli dicono agli imprenditori e agli industriali: fate quello che volete e venitecelo a dire, come i gesuiti, fate quello che volete e pigliate la tessera, però vi lasciamo andare. Tutto finisce quando lo Stato comincia a burocratizzarsi sempre di più, moltiplica la sua burocrazia, le sue regole, i suoi impedimenti, le sue cose, e lì le forze vitali si paralizzano. Da lì non abbiamo smesso più. Poi c'è stato un minimo di deregulation, più teorica che altro, negli anni '80. Adesso, come vedi, siamo a questo tipo di fanatismo perfino, no? Woke, che si riverbera su tutto, perché dall'Unione Europea tu non puoi più fare un passo. L'Italia non è più una repubblica anche in questo senso. Mattarella dice che non si torna indietro, che l'Unione Europea non si esce. Ho capito, però sono cioè, le cose da cui non si esce se non in una bara, scusami, non mi piacciono appunto, molto. cosa celebri? E l'Unione Europea decide tutto, paralizza tutto. Celebri una schiavitù, ma mi sembra ridicolo. Mi sembra veramente ridicolo. Fai la festa dello schiavo, nel migliore dei casi, ma no? sì, Vabbè. dai. Allora, Qui non puoi usare le macchine, non puoi usare le cose. Abbiamo una telefonata in diretta allo 02 92 94 7222, poi c'è Mauro che ha scritto: ma non ho capito, i Maranza minacciano il sindaco davanti alla polizia e non fanno niente questi? No. Ribadisco, ci sono tanto di regole, di leggi, di prescrizioni di Unione Europea. Io capisco anche la polizia quando mi dice: ma io questi qua li fermo, mi devo menare perché sono aggressivi, per che cosa? S'arrangiassero. Li capisco. Allora, abbiamo la telefonata. La polizia agisce in una democrazia di merda, insomma, bisogna capire anche questi che alzano le braccia. No, non fanno niente. La chiamata, pronto? Pronto, buongiorno, sono Fulvio dalla provincia di Lecco. Salve. Ascolti, Fulvio. per quanto riguarda il 2 giugno, la festa della Repubblica, il 2 giugno 46 è la festa della Repubblica, anche a me ha fatto un po' pena, poi c'è stata la storia dei cavalli che sono scappati il giorno prima, un po' comica la cosa, ma a parte queste cose, però il 2 giugno è anche la ricorrenza del Britannia, di quando la festa l'hanno fatta alla Repubblica. Sì, sul famoso panfilo.
e non credo nemmeno sia stata una coincidenza. Tra l'altro 10 giorni dopo la strage di Giri Capaci, quando l'Italia era affranta per questo avvenimento, c'erano altri che invece erano molto più allegri sul battello. L'altra cosa, per quanto riguarda la violenza, io ho una mia teoria. Stanno esasperando la gente, questo è un processo che è lento, va avanti da anni, stanno esasperando la gente fino a che la gente richieda qualcosa di fuori dalle righe. Ed esiste una cosa che si chiama Trattato di Velsen, che pare sia una cosa, la Gestapo sostanzialmente, una cosa in cui né i governanti né la magistratura possono dire nulla di delle azioni di questa gendarmeria. Trattato di Velsen. Nient'altro, vi seguo in la forza di gendarmeria europea del 2007 questo trattato qua, esatto, se non erro. Ratificato dall'Italia. Polizia sovranazionale, però non mi pare che sia entrata in vigore in efficacia più di tanto. No, non è entrata in vigore, ma aspettano che la gente... No, ma serve solo a paralizzare però le prerogative interne. Sì, perché dopo prima servirà per far fuori, schiacciare i marabouti, perché quando partono questi schiacciano tutti, figuriamoci. Per l'Italia però partecipano i carabinieri e l'arma interessata è quella dei carabinieri. E infatti la Germania è fuori. La Germania è fuori, sono Francia, Spagna, Portogallo e Paesi Bassi, oltre all'Italia. Grazie al nostro amico ascoltatore, ci sono vari altri messaggi e quindi te li giro rapidamente, a parte quello che appunto diceva, ma come si fa a minacciare il sindaco, non capi, ma gli hai già risposto. Luca da Brescia, il mondo è bello perché è vario, un saluto a Max, posso asserire che il mondo è bello perché ci siete voi due. Spero solo che l'agonia chiamata Repubblica Italiana finisca presto e si dia via libera a una confederazione di nazioni libere e sovrane. Un abbraccio a entrambi, scrive Luca da Brescia. Questo continuo paragone con il passato è una minchiata, scrive Carlo. Quello che il re non comprende o fa finta di comprendere è la velocità con cui il fenomeno migratorio avviene e non solo la migrazione in sé. Ma questo re ci è o ci fa? A Trieste finalmente è andata la Guardia di Finanza a fare accertamenti all'Associazione per l'accoglienza immigrati ICS. Vedremo. Un altro messaggio: il governo Meloni ha avuto una grande maggioranza con un partito di riferimento che pesa il doppio degli alleati messi assieme. Cosa ha fatto? L'unica cosa, Salvini agli interni, la diplomata recepzionista non lo ha voluto perché lo temeva elettoralmente. Sono Antonio, quello del messaggio di prima. Le assicuro che mi chiamo Antonio, non sono un provocatore, volevo esprimere un mio pensiero critico, non siate permalosi, un caro saluto. Allora io le ho risposto, se lei vede in questa trasmissione Radio Popolare, continuerà a vedere Radio Popolare. Non capisco dov'è il pensiero. Il pensiero non c'è perché è un pregiudizio che lei si coltiva da un sacco di tempo perché l'ha già scritto tale e quale 4-5 volte. Per cui se lei la pensa così... se lei la pensa così, continui a pensarla così. Giri il canale, vada su Radio Popolare e poi magari scopre la differenza. Ecco, faccia un bel esperimento. Vada su Radio Popolare, quella vera, e poi magari scopre la differenza. Fa come Einstein che andava su Radio Popolare. Vai in bicicletta. In bicicletta però deve girare su Radio Popolare. Mi piange il cuore a sentire com'è ridotta Porto San Giorgio, scrive Lorenzo. Il ricordo di quando andavo in colonia negli anni 60 era molto diverso, scrive il nostro Lorenzo. Poi c'è un altro ascoltatore, Dino dalla provincia di Brescia, che ci dà degli elogi. Mi è piaciuta molto l'analisi fatta da Max sugli 80 anni della Repubblica. Vorrei abbracciarvi ora per il bene che vi voglio, il carissimo Dino. Questi cecchini della democrazia, aggiunge un'altra ascoltatrice, vengono qui a criticare e non riesco a definirli. Non possono essere cittadini normali, hanno qualcosa nella testa che li blocca, l'ideologia, che però dovrebbe avere buon senso, se no sei uno stupido. E se arriva la gendarmeria io non vi scrivo più, scrive Edda, che voleva condividere la nostra trasmissione su Facebook. Per cambiare l'Italia, aggiunge un altro ascoltatore, bisogna essere più cattivi. So io chi ci vorrebbe, evitiamo di identificarlo, però più cattivi forse sì. Abbiamo già capito. Cattivi in senso buono sì, però. Più cattivi sì. Più cattivi sì, perché non vuol dire essere cattivi, vuol dire essere un po' giusti. Comunque c'è una telefonata, ancora, la sentiamo. Pronto? Pronto, buongiorno signor Giulio. Buongiorno. Siamo da Treviso. Prego. Volevo dirgli che Salvini non si è presentato a Roma ieri al Festa della Repubblica.
pensa che sia anche lui stanco di questo governo, di questa tiritera qua, cosa ne pensi? Non lo so, perché non posso immaginare cosa possa pensare un'altra persona, diciamo, mi viene No, molto difficile. visto che non si è presentato a Roma, che lo aspettavano e si è fatto vedere, quindi penso che anche lui le palle piene di questo governo. Da cittadino penso che si è evitato una figuraccia, secondo me, da cittadino normale. Sì. Poi i motivi per cui non li so, perché li saprà benissimo Matteo Salvini, li sa lui ovviamente. Beh, ma a pensare male, No, per carità. Male si fa peccato, però... Quindi pensiamo male, che non ci costa niente. Sì. Intanto l'UNIFIL, la forza dell'ONU in Libano, che è lì da 30 e passa anni, non so quanti più, compreso un contingente italiano bello forte, e anche lì non so a far che, denuncia che è stato ucciso appunto un casco blu, che naturalmente andrà a malefizio degli ebrei, questo sia ben chiaro, non degli israeliani, degli ebrei. Israele e Libano dicono sì all'accordo sulla tregua, zone di sicurezza, bla bla bla. Allora, caro Max, sono arrivate incredibilmente le 10:57, c'è un altro messaggio da Riccardo che ci ringrazia, noi lo salutiamo caramente e ci manda un caro saluto. E allora, io avrei voluto parlare anche di altre cose, però a questo punto rinvio chi ci sta seguendo alle testate alle quali collabora e sulle quali scrive Max del Papa, che, lo ricordo, sono il sito di Nicola Porro, il Giornale d'Italia, Substack, e poi ci sono anche tutti gli altri riferimenti, il canale YouTube e tutto il resto, sulla nostra pagina Facebook di Radio Libertà, oltre al link ai 2 libri, oltre al link ai 2 libri che rimangono in libreria insieme agli altri. Gli altri li trovate tutti su Amazon. Gli ultimi 2 sono Schiavi e Pandemonium. Poi ci aggiornerai sul tour. Intanto, Max, ti saluto. Quale canzone vuoi ascoltare dall'ultimo album di Finardi? Futuro? Andiamo in chiusura così? Facciamo Futuro, perché no? Facciamo Futuro, che ha un bel titolo e ci mette tutti allegri, perché poi ci dicono che noi siamo... No, a me piaceva molto Pentitevi. Pentitevi, benissimo. Allora mandiamo Pentitevi. Non ci vuole niente, mandiamo Pentitevi. E sembra niente. appropriata. Quindi grazie a Max del Papa e a tutti coloro che ci hanno seguito. Sentiamo un po' dall'ultimo album, senti come parlo antico, di Eugenio Finardi. Boomer. L'album di Eugenio Finardi, long play, che poi si accompagna benissimo a un long drink, hai capito? Bravo. Allora, grazie a tutti, pentitevi, Eugenio Finardi. Io mi ricordo che l'inverno nevicava, il 1° ottobre la scuola ricominciava, di là la voce di mia madre che cantava, regina della notte che mi ipnotizzava. Ma c'era un vecchio che scriveva sulla strada di strani raggi e di un'onda misteriosa che controllava il cervello di chi l'ascoltava. E su un cartello una scritta che diceva: pentitevi, che la fine del mondo è vicina. Pentitevi come non vi siete mai pentiti prima. Pentitevi che la notte si avvicina ed è così fredda e buia. Pentitevi che l'alba è lontana. Quando ero bimbo il mondo era un paradiso, si vedevano ancora le mondine tra piantare e riso, file di falci a giugno per tagliare il grano, e si poteva arrivare in macchina
macchina fino a Piazza del Duomo. Rilassatevi, ormai la fine del mondo è vicina e gustatevi questa splendida mattina. Rilassatevi, niente sarà mai più come prima, ormai è tardi, dovevamo pensarci molto prima.